Cosa vi dico? Vi dico che c'è ancora questo strappetto da fare. Quando sarebbe iniziata l'eventuale zona arancione per noi? Martedì, perché è iniziata lunedì, quindi mi hanno spiegato che sarebbe iniziata martedì. Quindi avremmo avuto martedì arancione, mercoledì arancione, giovedì arancione, venerdì arancione e poi avremmo fatto rosso sabato, rosso Pasqua e rosso Pasquetta, perché tutta Italia da martedì prossimo sarà arancione durante la settimana e sabato, Pasqua e Pasquetta rosso. Quindi di fatto noi la prossima settimana ci facciamo 4 giorni rossi invece che arancioni, che sono martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ci siamo capiti, no? Ho fatto confusione. Tutta Italia sarà arancione. Tutta Italia No. Allora, chi non è rosso la prossima settimana, cioè noi, avrà per legge 4 giorni di arancione, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e poi sabato, Pasqua e Pasquetta rossi. Questo vuol dire che siccome noi saremo rossi, avremo, a differenza del resto di alcune regioni, perché molte sono rosse come noi, tipo l'Emilia Romagna, tipo la Lombardia, il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, Trento, ce n'è, insomma, è inutile stare qui a leggere. Abbiamo questa differenza sostanziale. Io spero che dal 6 si torni alla normalità e invito caldamente il governo a valutare l'idea che noi vogliamo portare avanti, che se volete abbiamo anche la prova che è un'idea non dell'ultimo minuto. Vi ricordate le scuole sentinella con i tamponi? E quella è la via. Noi dobbiamo fare test, usare tamponi fai da te o comunque fatti con sorveglianza a cadenza, che so, settimanale, e tenere tutte le scuole aperte. Ci aiuterà anche il bel tempo, ci aiuta perché voi vedete che la forza di crescita non è propulsiva toccando ferro come purtroppo lo è stata in altri mesi. Se avete domande, se no andiamo anche via. Lanzan, Zambon, Fois, Pettenò, là in fondo ho visto Prigioni, no, niente, andiamo così. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi rossi, lei dice fino al 6, ma i provvedimenti non erano di 2 settimane? No, questo si va alla valutazione venerdì. Abbiamo già fatto 2 settimane noi. Quindi avendo fatto già 2 settimane questa è la terza. E facendo la terza, venerdì Sì. si rifà la valutazione. Venerdì Sì. Santo sarà un'altra passione. Beh, insomma, adesso se noi ci mettiamo un po' di impegno, e vedo che lo stiamo facendo tutti, fermo restando insomma che ci sono delle realtà chiuse come le scuole e poi altre aperte che vanno quasi in contrapposizione, no, come filosofia. Però insomma io penso che venerdì, se il trend è questo, riusciremo a venirne fuori. Pensare dopo Pasqua magari passiamo direttamente a giallo, non lo so. Sul serio lo dico, perché se i parametri possono anche crollare da qui a una settimana.